Direi che questo è un bel segnale, dopo 26 mesi di Covid si riparte, l'ultima edizione si è tenuta nel marzo 2019, quindi dal marzo 2019 c'è stato un vuoto fino ad oggi. Direi che è un bel segnale e soprattutto siamo rincuorati dal fatto che c'è pieno di espositori e soprattutto di visitatori. Quindi saranno una 3 giorni importante, una 3 giorni che faremo in sicurezza, ma sarà comunque la volontà anche di guardare il futuro con un minimo di serenità. Dall'altro ci preoccupa ovviamente il tema della guerra che speriamo si trasformi subito in un armistizio e nella pace. Certo, innanzitutto per quanto riguarda la fiera, finalmente dopo 2 anni consecutivi di sospensione della manifestazione siamo tornati. Le nostre comunità hanno voglia di vivere, di socializzare dopo 2 anni di pandemia, quindi siamo felici di poter condividere questi 2 giorni di festa per la nostra comunità di Godega e per tutte le comunità che verranno a trovarci. Per quanto riguarda il convegno è stato un forte segnale che abbiamo voluto dare, perché l'agricoltura passa anche attraverso l'ecosostenibilità e anche attraverso l'importanza degli insetti impollinatori che garantiscono l'equilibrio nell'ecosistema. Quindi è stato un segnale per dimostrare che la nostra fiera è ancorata alla tradizione, ma guarda anche al futuro e all'importanza di svolgere l'attività agricola in modo ecosostenibile.